pescatori dall'Italia e dall'estero sono attratti dalle acque e dai pesci del Piave. Siamo andati a Perarolo di Cadore. Cambiamo argomento, arrivano anche dal Nord America, è diventata una vera moda la pesca nel Piave. Dall'inizio dell'anno moltissimi gli appassionati giunti a Perarolo, la pesca come occasione di sviluppo per l'economia del Cadore. Di questo ci parla Angelo Pangrazia. Prima domenica di settembre, tradizionale appuntamento di festa a Perarolo, giornata di incontri, mostre, buona cucina. A pochi metri dalla piazza, dove il Boit si getta nel Piave, i pescatori scrutano il fiume e lanciano le lenze per catturare temoli e trote marmorate. Poco a monte, nel lago di Centro Cadore, nuotano grossi lucci, cavedani, alborelle, tinche e carpe. A parte alcuni tratti, si pratica la pesca no kill, cattura e rilascio da marzo a settembre. La fauna ittica di grande pregio sta richiamando quassù appassionati da tutto il mondo. Ultimamente abbiamo anche sempre più stranieri, inglesi, francesi, americani, giapponesi, canadesi. La zona di Perarolo di Cadore è molto famosa per quanto riguarda la pesca, soprattutto il tipo di pesca che facciamo noi, la pesca a mosca, perché offre degli scenari bellissimi, un ambiente quindi di qualità dove c'è anche una fauna ittica di grande pregio. In pochi anni, grazie alla pesca, le presenze a Perarolo si sono moltiplicate. Il fiume che nei secoli scorsi trasportava a valle prezioso legname sta diventando il volano dell'economia legata al turismo. Vedo che ogni anno c'è sempre più conoscenza del territorio e quindi più gente che vuole arrivare. Noi stiamo assistendo a un crescendo come numero di presenze legate, oltre che alle bellezze naturali, anche a questo tipo di attività, soprattutto le attività extra-alberghiere che permettono un'integrazione del reddito in una situazione dove il vivere in montagna diventa sempre più difficile.